Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi do il numero di telefono tutto nuovo oggi 049 490 6054 se volete intervenire su un argomento dei quali si sente discutere molto ultimamente. Parliamo di chiesa e pedofilia e ci chiediamo se questi preti sono stati coperti, perché sono stati spostati, anche se poi le accuse erano davvero pesanti. Insomma, ci chiediamo, c'è stata tanta omertà, c'è ancora tanta omertà nella nostra chiesa cattolica? A discutere il tutto, un graditissimo ritorno, Maurizio Ruggero, che sempre si pronuncia cattolico tradizionalista. Grazie, buona giornata. Vediamo se oggi mi rimanderà all'inferno, perché ogni tanto lei mi manda all'inferno. Ma ci vada solo a Gregnania, non c'è mica problemi. Il piacere di avere in studio con noi il professor Ivano Spano, sociologo dell'Università di Padova. Benvenuto, professore. Grazie. E il piacere di avere in studio con noi il professor Nerio Tiso, docente di religione, compito non facile per lei, perché se già il Papa ha visto calare di 500.000 unità le famiglie quando è andato in Irlanda, insomma, coi giovani e la religione si fa fatica, giusto professore? Ma vedremo. È ottimista. Situazione molto difficile, sono uscite notizie anche oggi, ancora le accuse di Viganò, il quale addirittura dice che il Papa avrebbe incontrato una certa Davis quando era negli Stati Uniti e tale era una funzionaria che impediva i matrimoni gay. Insomma, ci sono tantissime accuse che vanno contro Papa Francesco, il fatto che abbia coperto, abbia sempre saputo che c'erano dei problemi specialmente nella chiesa di Boston e questo non fa altro che creare preoccupazione proprio nell'ambiente cattolico. Allora io vado subito dal nostro sociologo. L'impatto è davvero forte perché poi le condanne ci sono state su questi preti pedofili, sono state anche tante, sono state circa 300 solo alla fine del 2009 dopo quasi 10 anni di indagini. Questo mina molto forse il credere, professore. Beh, io penso che siano due cose che possiamo mantenere distinte. Il credere e la fede, no? Da quelli che poi sono i comportamenti umani che possono anche deviare dalla retta via verosimilmente, e questo è uno dei casi specifici, no, di devianza dalla retta via. I numeri che lei ha detto a livello internazionale sono molto più significativi. Certo. Si parla Io parlavo proprio della Chiesa americana, dove hanno fatto una diaspora non sì, indifferente. da quello che si sa, non sono sempre, si dice che sono numeri oscuri quando non si ha l'idea esatta di quelli che sono realmente questi casi, però insomma dal credo 1975 ad oggi superano i 1000 casi quelli che sono stati evidenziati poi, no? Non quelli che sono passati probabilmente in sordina. Le do il numero esatto, uno studio pubblicato nel 2004 e voluto esattamente dalla Conferenza Episcopale statunitense e commissionata poi a quello che è l'Istituto Accademico di Criminologia Americana. Allora sono stati pubblicati poi questi risultati nel 2004, 6.700 accuse contro 4.392 sacerdoti in carica tra il 1950 e il 2002 e il risultato che il 4% di tutti e poi i sacerdoti è stato accusato di pedofilia, quindi sono numeri importanti. Io ho sentito un drin ed è una telefonata 049 490 6054. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Sì, pronto, buongiorno, buon lunedì, buona seconda sera per voi. Io sono appena rientrato dal Brasile, sto vivendo gli ultimi anni più in Brasile che in Italia e credo oggi sia la trasmissione giusta per parlare di una cosa, se mi è possibile. Certo. Qui in Italia, io ricordavo, c'era solo la religione cattolica, non c'erano gli evangelici, non c'erano tante altre religioni e le persone bene o male seguivano una direttiva. Quando succedevano fatti come quelli che sono successi, allora già era uno scandalo molto grande, ma io questi scandali qui ormai sono abituato a vederli e sono anche abituato a vedere delle direzioni diverse rispetto a quelle che sono solo quelle della Chiesa Cattolica. Ma scusi, lei le vede perché va in Brasile? Scusi. Proprio per queste cose, per avere degli indirizzi che erano solo quelli. Io credo che queste cose esistono da sempre. Ma lei le vede e in non Brasile? Sono nate sicuramente ieri, ma è chiaro che sono punibili. Però è anche ora che la Chiesa Cattolica dia un cambiamento, perché anch'io sono battezzato, ma i canoni del 2018 non possono essere quelli del 1960. Io la penso così.
credo ci siano le persone giuste per dare la risposta. Grazie. Grazie a lei. 049 490 6054. Leggete in sovraimpressione alla vostra destra del teleschermo, perché mi devo ricordare che poi noi invece siamo nella parte opposta. Allora, Ivano Sfera, ho sentito anche questo telespettatore, si chiede anche un cambiamento, perché come dicevamo all'inizio il credo vacilla. Lasciamo Ruggero che poi dopo ci risponderà, sì, certo. però diciamo secondo quelli che sono i dettami. Ma io, come stavo dicendo all'inizio, separerei le due cose, che il credo vacilli non lo legherei a questi fatti che sono umani e che in qualche modo non possono rappresentare e esaurire l'atteggiamento della fede, no, e del credere, però chiaramente creano delle situazioni di impasse generalizzate anche a fronte dei numeri che lei ha appena citato. Che sia necessario un cambiamento, visto che parleremo credo anche dell'intervento del Papa, no, a Dublino, eccetera. Beh, lui stesso ha detto una cosa che io ho particolarmente apprezzato. Conviene, come dire, ripeterla in questa sede. Lui qualche mese fa ebbe a dire che questa non è tanto un'epoca di grandi cambiamenti quanto un cambiamento d'epoca. È questo che noi dobbiamo capire, dare un significato a questa, no, frase o a questa Quindi è d'accordo con il comunicazione. telespettatore che ha detto siamo nel 2018, bisognerebbe un po'... Sì, ma il cambiamento d'epoca non riguarda semplicemente la Chiesa e la Chiesa cattolica, riguarda questa umanità che ha bisogno di rivedere, diciamo, la sua concezione della vita, del mondo, della solidarietà, dei problemi comuni, del bene comune. Quindi è un discorso molto più ampio, così come il Papa è intervenuto su problemi che non sono immediatamente quelli della fede, tipo sull'ambiente, Laudato Si, eccetera. L'altro giorno la giornata mondiale dedicata all'ambiente. Esatto. Quindi, il Papa Francesco è un Papa piuttosto tosto, perché se vi ricordate quando ci sono stati gli attentati a Charlie Hebdo, lui ha detto ma se mi provocano su ma io alla fine darò un pugno, cioè uno anche che dice quello che pensa. Dice tutto quello che pensa secondo il pensiero allora, progressista. Maurizio Ruggero, a favor di Vento, lei che da esterno a questa Chiesa cattolica, perché devo dire ciò, perché giustamente allora lei dice rispetto all'impalcatura che non è la Chiesa cattolica, che è stata inventata col Concilio Vaticano II, è vero. Inventata, se però vogliamo, inventata basta vedere le dottrine, perché capisco che sia difficoltoso per la persona comune, in cui inserisco anche la Gregnani. Meno male che sia una persona comune come quelli che ci cogliere il fatto che qua si è cambiata letteralmente la dottrina, letteralmente la religione, i sacramenti, tutto hanno cambiato questi. Altro che cambio d'epoca, professore, questi qua devono tornare indietro perché hanno fatto fin troppi cambiamenti e disastri in questi ultimi 50 anni. Ma non è che possiamo tornare a Torquemada che dobbiamo tornare, ma vedi che non coglie l'elemento io ho appena parlato di dottrina, lei parla di Torquemada, esattamente come parlava di mele e di pere, ma comunque è normale. È normale, non vi spaventate, è normale. Esatto. Ciò detto, il discorso appunto è che siamo in presenza di cadute morali gravissime, no? Che in questo senso ha ragione il professore, non è detto che una caduta morale gravissima faccia venire meno la fede, però quando è così diffusa purtroppo, nonostante ci sia un certo mondo laicista che sicuramente gonfierà le cose, non posso anche concederlo questo, però è chiaro che ti pregiudica anche l'elemento di fede. Diceva Ratzinger, non un tradizionalista, Ratzinger, che fino alla fine degli anni 50 il codice di rito canonico aveva funzionato, cioè che la repressione fatta con le vecchie norme del codice, quando appunto ancora la Chiesa aveva ancora un barlume di quello che è stata sempre, impediva questi fatti. Col Vaticano II, questo beneamato, meraviglioso concilio che ha distrutto Santa Madre Chiesa e ne ha fatta una nuova, no? E si vedono le conseguenze, si è diffusa questa mentalità, l'amore, non ci deve essere la disciplina, risultati, eccoli qua. Cioè, no? Si è aperti al mondo, si ragiona con la Gregnani, ed ecco quali conseguenze. Allora, 049 490 60 54, allora che cosa ne pensate? Le scarpe giallo-verdi cosa sono? Cioè, un omaggio al governo.
Vi ricordo che potete intervenire, dire la vostra opinione e cercheremo poi di partire dal vostro pensiero anche per commentare i fatti, quello che sta accadendo. Nerio Tiso, è chiaro che lui si ferma a una certa epoca, però questi fatti sono sempre accaduti, perché insomma i gesuiti che andavano a fare, o i missionari che andavano a fare proseliti negli altri paesi, qualcosina l'hanno combinato, e questa è la storia, questa è la storia. Parliamo anche delle, se volete, delle crociate, ma i preti perché qualcosa santificavano una succedeva. volta, invece va adesso con i bambini, ma mi pare ne sia normale le due cose, non so io. Allora Tiso, lei da docente di religione come si comporta poi con quelli che sono gli studenti, perché si porranno un sacco di dubbi e un sacco di perplessità? Ma su questo siamo noi che ci poniamo un sacco di dubbi. Agli studenti e ai ragazzi queste cose qua non arrivano direttamente, sì, ogni tanto, insomma. Però io credo che naturalmente contrariamente a quello che dice Ruggero, io sono per andare avanti, perché tornare indietro non si può, non c'è dubbio su questo. Anch'io non posso, nessuno di noi può tornare indietro, mi sembra. E io sono per andare avanti. Se no ci avrebbero fatto gli occhi che guardano indietro. Allora, sì, vabbè, ma questo qua fa parte della storia, facciamo un ragionamento e ci sta bene. C'è una verità, c'è le prescrizioni, le leggi ci sono sempre state, ci sono ancora, c'è un codice di diritto canonico e via discorrendo. Codice di diritto ecclesiastico e mettiamoci quello che vogliamo. La questione del rapporto tra pedofilia, perché di questo parliamo, e quindi situazioni complesse all'interno di una certa parte di uomini di Chiesa, perché vorrei specificare, cioè di uomini di Chiesa, non della Chiesa in sé, perché talvolta l'accusa viene mossa nei confronti della Chiesa, cioè del rappresentante della Chiesa, in questo caso il Papa, perché lui rappresenta e quindi rappresenta anche di fatto i pedofili, chiamiamolo così. Poi sarebbe sempre da andare a valutare, quando si fanno dei ragionamenti, quanti sono i casi conclamati. Sappiamo che ci sono state accuse trentennali, cioè di questi fatti di 30 anni prima, che sono emersi nella chiesa di Boston, in altre parti. Ecco, come hanno fatto a provarli? Chiese che sono state chiuse? No, certo, io non voglio, bancarotta, ma ci mancherebbe, non voglio mica difendere chi ha commesso i reati, no, assolutamente. Portland, Tucson, sì, ma anche in Irlanda, se vogliamo, ma anche in Italia, a Verona. Esatto, no, ci sono. Quindi non è che io voglio difendere, neanche il Papa voglio difendere, cioè in maniera decisa e precisa. Da questo, quando si va a fare una lettura un po' più larga rispetto alle informazioni che arrivano dai giornali, si evince che talvolta sono ripicche, talvolta sono odi nei confronti di chi non ha ricevuto qualcosa e via discorrendo. Tra l'altro mi sembra, se non capisco male, che i preti che hanno commesso questi reati, non li chiamo peccati, io li chiamo reati, sono persone già anziane, cioè che vivono una situazione, perché probabilmente nel tempo a cui si riferiva anche il buon Ruggero, negli anni 50 in poi, esatto, il tempo ne è passato. Probabilmente la situazione veniva più coperta e quindi non emergeva. Sì, però anche adesso, perché, secondo Viganò, il prete, Papa Francesco ha coperto... Viganò, no, questa è un'altra questione. Allora, ci torniamo su Viganò dopo questa è un'altra questione, completamente un'altra questione. O è una diatriba interna perché il importante, buon Viganò o parlava prima, se sapeva. Però l'ho detto per amor di verità. No, per amor di verità non esiste l'amor di verità. Dica la verità, nient'altro che la verità, lo giuro. Non amor di verità. Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, come sta? Bene? Benissimo, almeno per adesso, speriamo. Ma certo che sì, ci dica tutto. Guardi che lei prima ha detto alla vostra destra il numero, invece noi a casa è alla nostra sinistra. Allora la sinistra. Va bene, ci dica tutto. Va bene, dico così per scherzare. Certo. Volevo dire una cosa, adesso io passo in altro discorso sempre della Chiesa. A me fa paura, ma questi preti pedofili con questi bambini che dopo rimangono, ma per tutta la vita sono un po' disastrati. E anche adesso da anni che ci sono queste coppie, queste ragazze che vanno
a insegnare dottrina qua e là, che dopo si fermano lì e hanno troppa confidenza anche col prete, gli danno troppa confidenza e bisognerebbe che la via di un prete dovrebbe essere più seria, ma siccome che ci sono tante ragazze che danno troppa confidenza ai preti e loro non sono fatti di ferro, questo volevo dire. Insomma, dice, perché c'è la componente va bene maschile. Tutto quanto, però bisogna avere un po' di rispetto per il prete, insomma, per qualunque prelato, insomma. Dopo ci sono quei preti che vanno in cerca loro senz'altro, ma perché? Ma perché ci sono loro, ma che ci stanno, e questo è il discorso. Bisognerebbe fare qualcosa di veramente serio, insomma, questo volevo dire, vi ringrazio. Grazie Giusy, noi ci ricordiamo molto bene di Don Contin, perché è stato uno che le sue geste eroiche. Devo dire, però bisessuali, adesso io devo andare in pubblicità, ci sono certe persone che vanno e provocano il prete, però il prete non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, che tra l'altro dovrebbe essere eliminato dalla preghiera. Noi torniamo dopo la pubblicità. 049 4906 054, chiamate e dite la vostra. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 4906 054. Diteci la vostra opinione, secondo voi questa Chiesa ha coperto troppo questi fenomeni di pedofilia? Chi sapeva perché non ha parlato e perché se ne parla soltanto ora? Abbiamo sentito, sono stati davvero molti i casi accaduti dagli anni 50 ad oggi e anche tanti sono stati poi i preti condannati. Diceva la signora Giusy che ha chiamato prima, c'è troppa confidenza nei confronti della figura del parroco, del prete, di queste coppie, di queste persone. Se la sente lei di rispondere? Questo è vero, ma questo è un discorso più generale, cioè si vedono questi atteggiamenti amicali un po' da pacca sulla spalla, insomma, no? Tipo comitiva parrocchiale fra parrocchiani e preti, specialmente giovani, che tra l'altro non si vestono mai da preti, quindi non si riconosce nulla. Cioè, questo è indubbiamente un segno anche questo di degrado egualitario dopo il Vaticano II, però c'è molto di peggio, perché stiamo parlando qui di un rapporto, quello Viganò, che dice che Bergoglio avrebbe coperto un certo cardinale McCarrick, addirittura poi l'ha destituito recentemente, sì, no? Ecco, che però era amicissimo suo e su cui gli si era detto molte volte che c'erano dei rapporti. Allora il problema è adesso qui, lasciamo stare se Viganò ha agito per buona fede, cattiva fede, voleva vendicarsi, aveva invece amore per la Chiesa. A me non interessa, tanto Viganò oltretutto appartiene al recinto conciliare, sia pure come conservatore. Quello che è però interessante è andare a vederci chiaro, cioè si è voluto andare a vedere chiaro su tante cose, anche dove non si doveva, e diciamo la verità, perché ci sono dei preti che sono morti suicidi per accuse infami di pedofilia e non era vero, diciamo anche la verità questo, ecco. Quindi, ed è gravissima come roba, però se si deve andare a vedere andiamo a vedere anche Bergoglio, perché c'è una regola: quando uno ha idee cattive ha una vita cattiva. Bergoglio ha idee pessime. Beh no, non può dire che il Papa ha una vita cattiva. Certo, perché uno non può professare idee cattive senza avere una vita che nasconde dietro uguale a quelle idee lì, se no non le difenderebbe. È un principio elementare della morale. È un principio elementare della morale. Se io vedo qui, faccio per ipotesi, un soggetto che facesse rivendicazioni sodomitiche, devo pensare che o lo sia o comunque abbia una vita cattiva che deve giustificare con questa idea. Sono le sue. Allora, no, non sono le sue, Gragnani, è la morale, è sempre stato così. Solo lei è arrivata a queste deduzioni diverse. Non può dire che Bergoglio faccia una vita cattiva, che si abbia cattiva. No, io penso è come invece. Io non solo penso, ma lo affermo claris verbis. Meno male che siamo in democrazia in questa Repubblica. Questo orrore di democrazia dove ovviamente passano tutte le porcherie, mai le cose buone. Lasciamo andare. Ma noi possiamo qui, vede, io non faccio. La democrazia è nata per all'unione amor della francese. verità. Lasciamo perdere. Libertà, egalità e fraternità. Appunto, pronto, buongiorno. Allora, se lei a casa ha il televisore troppo alto, lo deve abbassare. Io sento che stiamo parlando. Secondo me ci vuole l'esorcismo qua. Altro che... Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo dire la mia riguardo l'argomento che state affrontando. Buongiorno. Secondo me, se permettesse la Chiesa ai preti di sposarsi come era una volta, come tante altre religioni, credo che questo problema verrebbe superato con facilità, diciamo. Ecco, tutto qua.
Dal suo punto di vista dice se il prete potesse fare come succede nelle altre religioni, anglicana, come nelle altre religioni, anglicana, protestante, i preti ma si perché lì sono sposano, casi di pedofilia, non le esultano. Quindi lei dice questa cosa eliminerebbe queste turbe magari. Ci saranno sicuramente, certo, giusto? Perché lui ci sente con un po' di ritardo. Pronto? Sì, allora grazie, abbiamo capito il suo punto di vista, io la ringrazio molto e questa è una cosa che non si sente mai dire, nessuno mai propone. Veramente lo si deve dire molte volte, ma è una fesseria. Comunque, no, vabbè, ma questo... allora, io la ringrazio davvero molto. 049 4906 054 è un numero bellissimo, perché è facile da imparare questo qui. Insomma, l'ho segnato. Vabbè. Allora, io la ringrazio. Se i preti potessero sposarsi, allora l'impatto sulla società, professor Spano abbiamo detto, è un impatto poi soggettivo. È chiaro che la collettività con le informazioni dà sempre una risposta, diciamo, corale, però poi ognuno elabora e lavora per sé. Certo che anche questo signore dice è meglio che i preti si potessero sposare, così certe cose non potrebbero accadere. Però la pedofilia è una cosa molto diversa. Non è che uno diventa pedofilo perché è prete. Dallo sposarsi, no? Perché chiariamo anche questo. C'è un po' di confusione. Cioè il pedofilo si sposa e si mette a posto. No, no, è una logica interessante. Vabbè, scusi, noi rispettiamo il giudizio di tutti. Sì, prego. Bene. Allora io direi che rispetto a queste domande che sono, diciamo, centrali ma anche non facili da poter ottenere una risposta che sia praticabile, almeno in questo momento. C'è un problema invece che io colgo a livello generalizzato e quindi interessa anche qualche prelato, no? In questa nostra Chiesa, che è quello dei significati che ha l'infanzia oggi a livello delle nostre culture, in particolare anche quella nostra nazionale. Cioè è una realtà che soffre all'infinito, che non ha tutele. Le scritture se la prendono con chi offende i bambini, no? E parla di mettere una macina sul collo e di buttarsi nel profondo del male, mentre noi permettiamo in questa società qualsiasi offesa. Lei mi permette qualche dato per capirci, sono dati recentissimi, psichiatrizzato in Italia la bellezza di 1.100.000 bambini, cioè in cura psichiatrica 1.100.000 bambini. In Veneto, che è avanzato come, così si dice, come sanità, 55.000 bambini negli ultimi 10 anni, e ci sono dei medici che stanno chiedendo a Zaia di fare un dipartimento di psichiatria infantile. Sì, con 3 primariati, tanto per capirci. Quindi già il bambino è visto come un oggetto di consumo, in questo caso di consumo di una medicina che non sa più dare risposte di benessere, credo, tendenzialmente a nessuno. Poi quello che succede nella scuola, cito un altro problema, i cosiddetti bambini autistici. 20 anni fa erano un nato ogni 2000, un bambino autistico ogni 2000 nati. Io che studio il problema da 40 e passanni, per me era ogni 10.000 nati, ma insomma mettiamo un bambino ogni 2000 nati, oggi siamo a un bambino ogni 90 nati. Com'è possibile? Come è possibile e che tipo di società noi stiamo vivendo e quale valore diamo all'infanzia. Quindi c'è una caduta dal punto di vista etico, morale, culturale, che è terrificante e che invade tutte le sfere della nostra realtà. Io prendo la telefonata perché ho sentito un drin. Pronto, buongiorno. Dario di Trento, buongiorno. 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 Ecco, Piero diceva che la Chiesa degli ultimi decenni ha idee cattive. Non sono d'accordo. La Chiesa degli ultimi decenni non ha idee e le conseguenze sono perverse sul piano umano, perché l'essere umano totalmente privo di idee ha delle reazioni disumane. La Chiesa, cioè i preti degli ultimi decenni sono diventati come i comunisti, anche loro totalmente privi di idee, per questo vanno così d'accordo. E del resto basta vedere, cioè lì avete un insegnante di religione, cioè uno che si prende la briga di andare in televisione per parlare di un certo argomento, l'unica cosa che ha da dire è dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Del resto basta vedere l'espressione, cioè c'è gente che dovrebbe insegnare il Vangelo, la buona notizia, la buona novella ai giovani, alla gioventù,
che arrivano in televisione con un'espressione, ma io vorrei invitare la gente, guardate l'espressione, cioè, dategli un bicchiere di prosecco, qualcosa che lo faccia diventare un po', che lo faccia sorridere un attimo. Signor Dario da Trento, mica, cioè, ognuno si presenta e ci mette la sua faccia, il suo concetto, è facile, no? Poi magari criticare, però è qui e sta facendo le osservazioni, le può piacere o meno no, ma insomma è qui. No, io le vorrei sentire le osservazioni. Allora, gliele faccio fare, Dario, le osservazioni, ma lei alla fine cosa pensa? C'è stata tanta omertà? Ha detto che la Chiesa non ha idea, ma secondo lei perché c'è stata tanta omertà? Ah beh, quando si scoprono le scheletri nell'armadio, l'omertà è abbastanza naturale, mi sembra, finché si può, si esercita l'omertà. L'ha fatto anche poco fa l'insegnante di religione, ma sono pochi casi. Ovviamente il signor Piso, molto probabilmente, il problema è che ci sono queste ragazzine di 10 anni che sono molto smaliziate, che adescano questi poveri preti anziani. Allora, Dario. Forse il problema è quello lì. Dario da Trento, intanto la ringrazio per aver chiamato, davvero molto. Io le faccio dare una risposta dopo la pubblicità perché mi sembra che si debba andare in pubblicità. Ho visto che si è affacciato un collega. Prendiamo prosecco. No, prosecco. Siamo come in servizio non si beve. Torniamo... Beve prima però, si vede quello che dice. Bevo prima quando so che la devo incontrare, mi annebbio. Torniamo dopo la pubblicità. A dopo. Sono belle. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 4906 054 se volete dire la vostra opinione sull'argomento che stiamo trattando oggi di lunedì, Chiesa e pedofilia. Ci stiamo chiedendo ma perché questi preti sono stati coperti e quando poi sono stati accusati sono stati delle volte anche solo spostati, non sono stati eliminati, depennati dal registro, dal ruolino della Chiesa, e questo è un bel problema. Ci stiamo chiedendo che cosa poi sta succedendo alla Chiesa cattolica anche con questi episodi. Nel frattempo non abbiamo preso nessun tipo di prosecchino, ma andiamo da Nerio Tiso che è stato preso di punta dal signor Dario. Non le piace la sua espressione, però vabbè, lei dice ma va dietro alla questione che sono le ragazzine di 10 anni che vanno a provocare. Quelle di 10 anni sicuramente provocano, mi sembra che questa non meriti nemmeno un commento queste sue affermazioni, insomma. Che poi venga a accusarmi di omertà, anche su questo mi sembra, però io non voglio neanche rispondere al signor Dario, non mi interessa. E soprattutto spero che lei voglia ricordare che non sta coprendo nessun tipo di pedofilo. Allora, io non copro assolutamente niente, ecco. Io ho detto al mio primo intervento che chi ha commesso questi fatti deve essere accusato, fate le dovute verifiche ed eventualmente condannato. E con tempi magari anche un possibilmente po' brevi. Allora, la questione dell'omertà è stata sicuramente un fatto gravissimo, cioè aver coperto, avendo saputo, diciamo, non per fatti diciamo che passavano in chiacchiere, ma per fatti effettivamente avvenuti, realmente avvenuti, che ci sia stata omertà, questo è stato un fatto gravissimo. Che siano stati spostati i preti, scusi, esatto, anche, certo, a saperlo, gli sposti continuano da un'altra parte. Di solito questi qua io credo siano anche persone malate, se posso dire, oltre ad aver commesso reati. Ci vorrebbe uno psichiatra, però ci vuole, oltre all'accusa e alla galera eventuale, ci vuole anche qualcos'altro, insomma, perché questo tipo di situazione non penso emerga da persone serene, ecco, hanno una loro situazione complicata. Altra questione che prima avevamo solamente accennato è che il buon cattolico tradizionalista ha messo sul piatto dell'accusa al Papa che anch'esso ha commesso dei fatti perché si comporta che ha cattive idee, naturalmente è per chi, tra me e lui c'è una bella differenza, cioè tra chi vuole fare camminare e chi invece vuole fare il gambero, vuole tornare indietro, perché da questo punto di vista evidentemente lo spettatore è uno dei suoi pochi seguaci.
Ma c'è una verità e c'è un errore. Ma quale verità? Ma io non ho capito, Ma chi allora, si è iscritto al PD o il PD che si è iscritto ai bergoglisti? Scusa, non ho mai capito, cioè vorrei capire le due cose. Chi ha stabilito la verità? Dico le stesse cose di non è che cambiamo la targa alla città di Padova, dai. È vero. Chi stabilisce la verità? Allora, ma il magistero chi stabilisce ma il magistero la verità? esiste, lei ci crede al magistero? io credo che ci sia una telefonata. Lo sa che oggi è San Pio da X, casa. Benissimo. ma il Papa che ha curato il modernismo. Benissimo. Questi qua sono tutti i modernisti. C'è una lobby omosessuale nella Chiesa. I pedofili sono favoriti da questo. Pronto, buongiorno. Auguri a tutti coloro che si chiamano Pio. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno signori. Lei si chiama? Attenzione alla bambola. Allora, dicevo. Da dove ci chiama? Dicevo che i preti devono sposarsi e il prete deve avere almeno 5. Pronto? Deve avere almeno 5 figli. L'arcivescovo 10 e il Papa 20. Praticamente il Signore ha detto andate e moltiplicatevi, quindi il prete con la perpetua potrebbe ben fare 4, 5, 6 figli, senza dopo criticare chi pratica le coppie separate eccetera. Ma è possibile che hanno sempre loro la ragione in tasca? Ma sposiamoli e basta. E quindi la perpetua vorrà dire che lo terrà a stecchetto, no? Ogni volta che esce, ogni volta che va a messa, va anche lei a messa e vede la predica che fa e magari vede anche chi guarda di Cagnesco, chi guarda con una certa... Lei conosce Va dei bene, la preti? ringrazio, mandi. Ho capito, lei ci chiama da Udine, io mi ricordo il suo mani da Udine Nord. No, ma è interessante però perché... No, scusi, questo è un discorso del nostro telespettatore che esprime il suo punto di vista in democrazia. In democrazia. Cioè democrazia per la Granarina è che uno si alza, spara una fesseria e si siede. Perfetto, è esattamente quello che penso anch'io della 049 49 06 05 4. Allora, dice intanto, allora, lei è un gambero? Va indietro io sono e reazionario comunque non è che dica cose, non è che il nostro comunque. Signore di Udine dica qualcosa di diverso, perché a un certo punto la Chiesa nel Medioevo, che a lei tanto piace, si è resa conto che i preti avevano i parroci e il Papa aveva figlio ogni dove. Anche qua, è un periodo storico che si studia. Qua avevano soldi e probabilmente potevano... È un periodo storico che si studia. Ma voi avete l'abitudine pessima di diffamare la Santa Chiesa, cioè quella che aveva i San Giovanni Bosco, aveva, che so, i San Luigi Gonzaga, patrono della gioventù, i San Domenico Savio, che era discepolo di San Giovanni Bosco, cioè tutti i gigli, no, del campo del Signore, dove i preti facevano quello che si doveva fare, cioè la santificazione, altro che le scemate da bar che ha detto questo qua, 5 figli, 20 figli, queste scemenze. Ma questo cosa crede di aver capito della Chiesa, della vera Chiesa, della Santa Chiesa, che serve a salvare le anime, dove i preti servono solo a salvare le anime? Capito niente. Certo, oggi gli esempi barbari che vediamo sono quelli che sono, ma proprio perché vediamo esempi barbari bisogna evidentemente riprendere il percorso di sempre, che non vuol dire andiamo avanti, andiamo indietro, già tornare alla verità, perché è evidente come il sole che sono cambiate le dottrine, sono cambiati i sacramenti, è stata inventata una nuova religione. Bergoglio più scemenze spara, più riceve applausi. No, è la verità, più tradisce la dottrina e lo fa tutti i santi giorni. Potremmo fare l'elenco da quella memorabile Tiso, in cui dice che Dio non è cattolico, perché abbiamo un vicario di Cristo, uno che dovrebbe essere che Dio non è cattolico. Qual è l'ultimo Papa che non ha tradito la dottrina? No, poi va ai riti buddisti. Dice, qual è l'ultimo Papa che non ha tradito la dottrina? Pio XII è l'ultimo Papa degno di questo nome, morto nel 1958. Da allora quei vostri Roncalli, Montini, che voi beatificate, santificate gli uni con gli altri per far vedere quanto è bello il Vaticano II e quanto è bello il nuovo corso, si vedono le conseguenze. Ma perché Pio XII, se posso fare una perché domanda? Pio XII è l'ultimo Papa che prima del concilio almeno ha tenuto un minimo, ancora un minimo, in una situazione che già purtroppo stava andando verso quel disastro che avete fatto voi, ha tenuto un minimo quella che è Santa Madre Chiesa, la sua dottrina. Giusto, perché prima del concilio Vaticano II. Certo, la catastrofe comincia nella Chiesa, cioè esplode, perché non è che comincia, esplode
con quel maledetto conciliabolo, che voi chiamate Concilio Vaticano II, che ha letteralmente stravolto la faccia della Chiesa. E allora, stavolta la faccia della Chiesa, professor Spano, però prendiamo anche spunto dall'ultima telefonata. C'è questa convinzione a livello sociale che il prete potrebbe sposarsi per comprendere anche meglio le esigenze della famiglia? Perché non è solo un discorso da base, c'è un po' questo sentore magari anche, oppure che la Chiesa si apra alla figura del prete donna. Ma sì, già che ci siamo. Glielo chiedo perché... Brava Granieri, Concilio Vaticano III la Granieri. Bene! Perché, vediamo che anche nel rituale religioso, anche Bergoglio si pone dei quesiti, non indurci in tentazione a liberarci dal male, dice ma il male non dovrebbe esistere, cioè ci ha fatto tutta una riflessione un po' di tempo fa. Quindi forse questi preti, se si sposassero, la gente pensa avrebbero molte più cose a cui pensare, sarebbero più vicini alla gente, capirebbero di più. No. Beh, questo comunque è una riflessione audace e molto difficile da rispondere, almeno dal mio punto di vista. Certo, la Chiesa è nel mondo senza essere del mondo, però è nel mondo e quindi in quanto tale deve essere, come dire, parte, no, di questa realtà. Certo, con quell'atteggiamento che fa sì che, come dire, la verità non è poi in questo mondo, ma è proiettata all'interno di quella che è la dimensione. Il professore di lei, è una cosa incredibile. Io ascolto il professore con silenzio. Ho avuto piacere di queste dichiarazioni che non sono frequenti. Bene. Ecco. Va bene. Sì, stavo dicendo che insomma, non è fuori dal mondo. È fuori dal mondo? No, non è fuori dal mondo. No. Guardatevi quando il mondo parlerà bene di voi, Tiso, ricordarcela sta frasina qua. Come mai Bergoglio applausi? Come mai? Professore, allora, dura oggi, Sì, è dura, sì, anche per queste posizioni abbastanza criticamente, no, in contrapposizione, ma è corretto anche questo, poter avere posizioni diverse. Perché siamo in democrazia e ma non solo, anche questo? Siamo, credo, dentro una dimensione culturale, per questo siamo in questo mondo, dove la contraddizione è parte della dinamica dell'esperienza e quindi le contraddizioni fanno parte della vita e anche della possibilità di trascendere, no, il qui e ora, che magari si presenta in una maniera non adeguata rispetto ai bisogni della collettività. Probabilmente per il clero che si macchia di questi, Bergoglio ha usato delle frasi molto pesanti, ma giustamente, insomma, poi la nomenclatura e le parole usate per, come dire, condannare questi eventi sono, penso, scontate, no? In termini estremamente di criticità, eccetera. Io applicherei, cominciando dalle esperienze svizzere in altri territori, quelle che sono le leggi dello Stato, anche italiano, perché se siamo nel mondo, questo è anche il mondo. Quindi sì, il nostro Stato è assente rispetto alla nostra politica, rispetto a questi problemi. Lì, vabbè, però anche lì, professore, assente con lo IOR, assente col caso Manuela Orlandi, abbiamo molte assenze. Lo Stato è uno studente molto assente sulla questione cattolica, sulla città del Vaticano. Però se un italiano incorre in un reato, questo va punito. Va punito. Per forza. Quindi cominciamo a fare della democrazia, no? Qualche cosa che dà tutti pari diritti ma anche pari responsabilità. La legge è uguale per tutti, quindi va diciamo usando questa frase. Per cui insomma bisogna ricomporre anche un po' il quadro sociale e anche quello che è un sentimento di giustizia universale. Allora, prendiamo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Io ho sentito squillare, forse non so. C'è la telefonata? Pronto? C'è? Pronto? Squillo di tromba. Non so se ci sia, non c'è, forse non c'è. Vabbè, comunque ci potete richiamare 049 4906 054. Noi siamo qui per ascoltare le vostre telefonate. Cosa le chiedono i giovani quando si confrontano con argomenti così importanti, Tiso? Quando si confrontano, naturalmente dicono loro. Molti ragazzi che frequentano la Chiesa, soprattutto chi proviene dalla provincia, ma anche chi è in città, insomma, quindi si confrontano con il sacerdote direttamente e quindi non hanno quella percezione
della pedofilia, a meno che non l'abbiano subita. Cioè non hanno la percezione che questa persona sia così. Io personalmente ne conosco molti e non ne conosco, insomma, di persone che si siano macchiati di questo gravissimo reato. I ragazzi naturalmente sollevano il problema, cercano di capirlo, vogliono approfondirlo, però questo non c'entra niente, come diceva il professore prima, sulla questione della fede, cioè, fede che poi gli atti che vengono pubblicizzati, pur essendo dei reati, vadano ad incidere anche sulle sensazioni delle persone, questo è sicuro, insomma. Però sulla questione della fede si potrebbe aprire un'altra porta, cioè hanno fare un altro tipo hanno una fede solida che gli permette comunque di discernere che si tratta di reati commessi da persone che non riguardano chiaramente la religione in toto. Anche l'informazione che arriva molte volte generalizza, cioè parla della Chiesa, parla poi non solamente dei preti, no, ma una Chiesa generalizzata come se tutti fossero pedofili. E quindi queste affermazioni qua certamente sono negative, non sono vere naturalmente, però passano rapidamente, velocemente, senza riflessione. Allora lo dice dopo la pubblicità, perché non è in pubblicità, 049. In democrazia. No, dico. Guarda, siamo qua, dalla pubblicità democraticamente la devo mandare. 049, attenzione, 49060054, aspettiamo le vostre telefonate dopo la pubblicità. La democrazia è finanziata dalla pubblicità. Allora, siamo tornati dalla pubblicità. 049 4906 054, ero qui che ascoltavo i commenti di Ruggero, amaramente mi cerca di distrarsi una vecchia via che si ferma nel 1958. Prendo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Franco e telefono dalla provincia. Prego. Ecco, sento il signor Ruggero che lo vedo in tutte le televisioni del Veneto, è che non avere del tempo, perché non so come... No, è un fatto di ubiquità, le spiego, cioè io appaio. Che c'era a morte con Papa Francesco, persona buona, finalmente un Papa che piace a molti, è detto da una persona che vorrebbe le donne spose vergini, che non si divorziassero, che non ci fosse l'aborto, una persona che viene dal buio delle tenebre del passato. Perché lei invece che nella luce vuole il divorzio, l'aborto... Ruggero, faccia parlare, continui Franco che parla francamente. Se il signor Ruggero avesse un rapporto col sesso molto più bello e romantico e facesse di più all'amore, sarebbe una persona meno sgradevole. Grazie, ho capito, perché per lui vede i piaceri della vita, quelli sani, il sesso, il far l'amore, il godersi la vita come un ma infatti quelli come lei sono quelli... Aspetti. Povero lei, signore. Va bene, abbiamo capito che vita fa. Allora, io le dico una cosa. Aspetti. Ruggero. Lasciati fare l'amore. Faccia l'amore, Ruggero, faccia l'amore. Allora, chi fa vita da porco ha idee da porco. Esattamente questo è il caso. Allora, lei ha idee da porco perché fa vita da porco. Ma non può dire questa cosa al telespettatore. Signor Franco, non è vero. Signor Franco, no. Cioè che lei fosse favorevole al divorzio, all'aborto, ai rapporti liberi, magari anche quelli sodomitici che ci siamo, non c'è problema, non si era capito. E la prova, Gregnani, di quello che dicevo prima. Faccia l'amore che rilassa un po' di più la vita. C'è anche la canzone. Sì, però bisogna fare l'amore si fa all'interno del matrimonio, Gregnani. Non so se lei è legittimamente sposata. Lei sì, si faceva fare vede. Sono consigli. Allora, 049 4906 054 possiamo anche trovare una moglie. Cosa dice? Possiamo? Ma lì è lecito, all'interno del matrimonio è lecito. La regola che si manifesta anche da questa telefonata è che quando uno ha idee cattive ha una vita cattiva da giustificare. E torniamo al punto. Franco. Allora, nel caso della pedofilia abbiamo avuto, e questa è la cosa che politicamente è scorretta, che non si vuol dire, io cito proprio il rapporto, si chiama Kobylinski, è un rapporto famoso, dove si dice addirittura che il 90% dei preti pedofili erano omosessuali.
Quindi, siccome si fa in modo oggi nelle diocesi di promuovere gli omosessuali, i sodomiti, perché attualmente è una meraviglia la sodomia, no? L'ha detto anche il PD, l'ha detto anche Renzi, ma cosa no? sta dicendo? Una Ma guardi che non è fantastica, il una progressismo, malattia. no? Non Allora è anche una in ambito malattia. ecclesiale, vescovi traditori, forse perché dice queste cose lo chiamano in tutte le vescovi immorali, caro Tiso, no, fanno in maniera lei tale è un che immorale, hai capito? vescovi Perché immorali, non conosce caro la Tiso, morale. vescovi immorali, vescovi sodomiti, Lei fanno in maniera tale che sodomiti. ci siano anche preti sodomiti e dopo le conseguenze si vedono Ma non sulle è vero. pedofilia. Ma questo non si deve dire perché la sodomia è meravigliosa. Ma nessuno una ma guardi, civiltà, no? E ma quindi è una meraviglia, guardi che intanto l'omosessualità non è una malattia. Certo, perché è stata perché assolutamente... prima dice che è una malattia, no, c'è un problema ma sta di scherzando? disturbo di vizio e dopo Ma non invece, c'è siccome vizio. si è politicamente corretti e anche la scienza deve Senta, seguire l'ideologia, uno nasce con gli occhi azzurri, uno nasce con gli occhi blu, insomma, ma non è è chiaro. vera, neanche questa storia non è vera, lo sa meglio di me, ci sono i gemelli omozigoti che hanno lo stesso patrimonio genetico e uno dovrebbero essere entrambi Spano, mi sa di eterosessuali, lei che entrambi oggi è omosessuali non lo sono. equilibrato, oggi è equilibrato. Allora, io ringrazio il signor Franco che ha detto il suo punto di vista, l'ha espresso. Ha detto le cavolate ha pazzesche. detto che si deve sposare, che lei deve fare l'amore. Allora, cosa vuole che le dica? me la trovo la Grignani, la moglie. 049 49 0605 4 gliela trovo, vado col righello a misurare anche la lunghezza della gonna, così siamo tranquilli. Posso dire che non mi fido dei suoi gusti? Si dovrebbe fidare invece. Professor Spano. È dura oggi, però c'è la telefonata, la prendo un attimo e poi insomma, chiariamo la questione, non è che la pedofilia vada a braccetto con l'essere omosessuale, sono cose, pianeti, universi totalmente diversi. Pronto, questo è politicamente corretto, no, lei non può dire che una persona che è omosessuale è pedofila, dai, per i dati cortesia. dicono esattamente l'opposto, non si può dire, vedete pronto, buongiorno, che subito abbaia in difesa del regime. Pronto, buongiorno, il regime, sì. Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, Giovanni dalla provincia di Padova. Prego Giovanni. Scusi gentilmente, volevo chiedere come mai la Chiesa, che ormai è un puttanaio, è uno schifo, non permette ai preti intanto di sposarsi, ok? Perché sennò fanno quelle cose schifose. Perché io da cittadino veneto gli taglierei di coglioni. Ma no! Giovanni! No, ma non possiamo dire questa cosa qua. Giovanni, no! Però un'altra cosa, è uno schifo, una chiesa del genere che non paga le tasse, che fanno di tutto, sono i più grandi banchieri ed evasori al mondo, uno schifo. Tipo, c'è una chiesa in provincia di Padova, Saonara, che hanno regalato la casa al prete. Il prete l'ha dato in mano una cooperativa e lui tira i soldi che a noi ci costano, questa gente che non sono extracomunitari, India, Afghanistan, 35 euro al giorno. E quelli sono i nostri preti. Le chiese saranno sempre più vuote perché Bergoglio come padre e come il Papa polacco, due assassini. Allora Giovanni, noi questo lo dobbiamo verificare, assolutamente. Allora, Giovanni, danno la mano ai comunistoni Giovanni, io la ringrazio, la sento molto grazie, la sento molto forte. 049 49 06 05 4 sono tutte cose che vanno verificate, assolutamente noi ci dissociamo, non possiamo assolutamente dire che il prete prende soldi che non ha, no, assolutamente. Io capisco che il Signore è abituato al bar, dove si dice quello che si vuole, tanto chi ascolta non cambia niente. Però fare affermazioni del genere sono affermazioni gravissime. Adesso io non entro nella questione del parroco di Saonara, no, anche perché dobbiamo verificare assolutamente. Sono accuse gravissime, perché se qualcuno gli ha assegnato, regalato una casa alla parrocchia, non penso al prete, e lui l'ha utilizzata nel miglior modo possibile che riteneva in base alle sue convinzioni, alla convinzione della sua parrocchia, l'accoglienza. Esatto, l'integrazione. Crea un problema. Allora, certo, a personaggi così sicuramente crea
crea problemi. Sì, ma anche a un personaggio no, come me ma crea un personaggi problema, così perché dagli islamici non piace mica tanto. Sulla questione, dagli islamici perché sono personaggi. Gli afro-islamici? No, vorrei perché la parrocchia servirebbe al popolo, non servirebbe. O vuole parlare lei oppure ascolta. Vorrei un attimo chiarire la questione che la pedofilia non va a braccetto con l'omosessualità, perché qua è emerso un dato molto brutto. Alcune questioni. Anche quel Papa che è detestato da Ruggero, che si chiama Papa Bergoglio, dice: chi sono io per giudicare un omosessuale? Quelle conseguenze tragiche. Allora, giudicare un omosessuale vuol dire giudicare una persona, e quando io vado a giudicare una persona la giudico in base di fatti commessi, reati eccetera, ma se una persona si è innamorata di un'altra persona dello stesso sesso, ok? Poi sulla questione del matrimonio è un'altra questione, ma se uno si innamora... figli non dobbiamo discutere. Se una persona lei insegna religione, deve dire queste cose. Io devo dire che le persone che si vogliono bene non commettono reati, così lo dice anche il Papa, non lo dico solamente anche Sant'Agostino, ma faccio per voi. La questione, poi se entriamo, e poi l'abbinamento omosessuale pedofilo mi sembra una cosa che non stanno in cielo né in terra. Adesso io non sono né un tecnico, diciamo così, né un medico, né un psicologo. Di famiglia sposati che poi vengono scoperti. Allora, il 90% la questione della pedofilia, io l'ho detto anche prima, penso, ma non sono, ripeto, un medico quindi, o uno psicologo, non posso giudicare, penso sia un fattore di malattia, perché chi va a rovinare la vita, a mettere le mani addosso ai bambini, vuol dire che è ammalato, non può essere una persona sana, di mente parlo, è un ammalato, e quindi questo qua, oltre ad essere condannato, che sia prete o persone qualsiasi, perché noi facciamo tanta confusione, scusate, accusiamo i preti, anzi il Signore accusa la Chiesa, dove tutti sono in porcaio, va bene, lasciamo per noi veneti, poi abbiamo capito di che categoria è il Signore. No, chi accusa? Io ripeto, ci sono persone che vivono in casa, sono padri di famiglia, e che commettono reati gravissimi con i figli degli altri. Ci sono o non ci sono? O con i figli dei parenti. Esatto. Allora, io devo solo in chiusura, voglio dare la parola a Spano. Adesso Spano ci salvi lei. Ci salvi lei. In chiusura, ha visto che è già venuto il collega a farmi un segno. Credo che l'umanità debba salvare se stessa. Pensavo Ruggero. No, ci pensa il Padre Eterno a salvare. Vabbè, allora l'umanità salverà se stessa. La soteriologia della Sgregnanina. Comunque, riflettendo appunto sui valori che stiamo perdendo all'interno di queste culture del marketing e in qualche modo del dominio, non più della capacità di riflettere la realtà, ma di quello che si chiama il rapporto tra segno e simbolo, che voglio dire in 2 secondi, che tutto ha perso il significato. Ecco, a mio avviso la malattia dell'Occidente è proprio questa, di una realtà culturale che ha perso di vista i significati dell'esperienza umana e anche quello che è il concetto della natura umana. Se è vero che le scritture dicono, ed è vero, ama il prossimo tuo come te stesso, questo significa che io sono il prossimo sono io, e quindi dobbiamo ritornare a recuperare questi valori come valori collettivi che danno senso e salvano l'esperienza della vita. Dopodiché su questi problemi... Io chiudo con questa meraviglia di proposito di lunedì, 3 questo voleva dire lei, certo. Allora, io come sempre ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito, vi abbiamo fornito anche spunti di riflessione. Ringrazio Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista. Grazie a voi. Faccia l'amore. Sì. Ringrazio il professor Ivano Spano, sociologo dell'Università Si Sposi, dell'Università di Padova, e ringrazio Veronerio Tiso, docente di religione. Come sempre ore 13 torna domani. Grazie a tutti e grazie anche a chi ha fatto la regia oggi. Arrivederci.